Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera, buonasera amici sportivi e ben ritrovati a Tempi Supplementari, puntuale come ogni giovedì alle 21 su Teleeuropa Network in Calabria e sulla Sicilia orientale. Ferma la Serie B per il turno di riposo dettato dagli impegni della nazionale, gioca la Serie C, ha giocato la Serie C protagonista con la partita per esempio della Regina che è andata anche sul nazionale contro il Catania, una vittoria straordinaria. Parleremo di questo, ma parleremo ovviamente anche di Vibonese che riesce a strappare un punto importante a Viterbo contro la Viterbese e poi chiaramente anche di Rende che dal 3-0 si fa rimontare 3-3 sul neutro di Vibo Valencia contro la Cavese e poi la vittoria, ritorna la vittoria il Catanzaro contro la Sicula Leonzio. Nella seconda parte entreremo in ottica Cosenza Palermo e Carpi Crotone, faremo un po' le carte a queste due partite. Nella parte finale poi spazio ampio alle strutture in Calabria dal punto di vista sportivo. Ed allora è tutto pronto, ma prima di iniziare ovviamente presento il mio compagno di viaggio, come al solito. Buonasera e ben ritrovato. Attilio Malena. Buonasera e buon giovedì anche da parte mia, ben trovati. Passiamo a presentarvi subito gli ospiti di questo nuovo appuntamento, fa ritorno qui a Tempi Supplementari, lo fa dopo aver debuttato in panchina come collaboratore del mister Ciccio Modesto del Rende. Ed allora buonasera e ben ritrovato a mister Raffaele Guardia. Buonasera a voi, grazie per l'invito e ben ritrovati. È un debutto invece per lui, sta facendo davvero molto ma molto bene a Reggio Calabria come delegato allo sport nel comune di Reggio Calabria, città metropolitana. Ed allora benvenuto al delegato allo sport del comune di Reggio, Gianni Latella. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Attilio, allora è tutto pronto, insomma ci tuffiamo subito in quello che è il turno appena che si è tenuto appunto domenica scorsa contro il Catania. La Regina, dicevamo in fase di presentazione, è riuscita a far bottino pieno, ritorna alla vittoria, lo fa prepotentemente ma lo fa soprattutto attraverso il gioco, quel gioco al quale insomma Massimo Drago ci aveva abituato. Assolutamente, nel calcio la missione di vincere e convincere allo stesso tempo è sempre molto complicata. Dal nostro modesto punto di vista ci siamo sempre soffermati predicando maggiore rispetto anche verso il lavoro di Massimo Drago, anche per la sua storia, conoscendolo serve un po' di tempo per cercare di arrivare al suo calcio migliore. In realtà poi di tempo non ce n'è voluto moltissimo, una Regina che ha annichilito sotto tutti i punti di vista il Catania, lo dicevi benissimo tu, con un gioco scintillante, vincendo tutti i duelli, un Catania che dall'altro canto si è presentato credo non con l'atteggiamento giusto, un Catania arrogante che sostanzialmente credo abbia preso anche sotto gamba leggermente, non si aspettava una Regina così pronta dal punto di vista fisico. Ribadisco, una Regina straordinaria, forse la miglior prestazione stagionale, la rivincita di Massimo Drago qualora ce ne fosse bisogno. Il delegato allo sport del comune di Reggio, Gianni Latella, era presente all'Oreste Granillo. Gianni, è stata una partita finalmente come il pubblico chiedeva, con intensità, con grande partecipazione emotiva, ma soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico finalmente la Regina che sia Gallo che Iriti, insomma, che Taibi chiedevano ai suoi di materializzarsi in campo. Diciamo una partita perfetta da parte della squadra, messa bene in campo dal mister Drago, sotto l'aspetto tattico e sotto l'aspetto tecnico e anche sulla voglia di vincere e di fare bene. Fino al 95esimo la squadra ha lottato su ogni pallone, questa è la mentalità giusta e questa è la forza che a mio avviso poi potrà portare la Regina a giocare, ad entrare nei playoff e a giocare bene i playoff, e credo che ci sono le condizioni affinché la Regina possa fare bene. E la mentalità giusta, dopo un avvio un po' nelle prime partite dell'era Drago, un po' così non in ottime partite, però il tempo permetterà a questa squadra a poter esprimersi ad alti livelli.
Ecco, molti lo riconosceranno non solo come delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria, ma dal grande passato anche di allenatore, Gianni. Ecco, se vogliamo entrare nell'aspetto tecnico, io so che tu hai avuto anche un colloquio con mister Drago, Internos. Ecco, la mossa che secondo te si è concretizzata in campo e che ha un po' rivoluzionato e soprattutto migliorato l'aspetto della squadra è a centrocampo, e la mossa ce la spieghi tu? Penso che il mister Drago non ha bisogno delle mie, però credo che un uomo in più a centrocampo ha fatto sì che De Falco possa esprimersi al meglio con i due incontristi Marino e Zibert, hanno permesso alla squadra di essere più equilibrata. E credo che anche Drago su questo penso ci avrebbe già pensato, perché ha permesso alla squadra di essere nei reparti equilibrati e dare l'opportunità sia alla difesa di essere protetta e sia all'attacco di essere messo nelle condizioni di poter fare bene. E credo che la squadra è assortita bene con elementi di categoria superiore, da Belloma a Strambelli, il gol fatto da Strambelli e da Cineteca, ma anche la difesa è stata impeccabile. Credo che ci potrà dare tantissime soddisfazioni la Regina. È un investimento che ha fatto il presidente Gallo, e questo potrà dare grande soddisfazione all'ambiente e a tutto lo sport calcistico reggino. Mister Guardia, per ricollegarci a quello che diceva Gianni Latella, mossa tattica, quella di inserire un centrocampista in più, a dar manforte a De Falco. La risposta è stata che De Falco sicuramente ha fatto girare molto meglio la squadra, con dei cambi di gioco continui, ad allargare insomma le maglie della difesa etnea, e la risposta è arrivata, insomma, non è tardata ad arrivare in campo, no? Con, come diceva il delegato, appunto più copertura alla difesa, ma soprattutto quelle ripartenze giuste e necessarie, con dei lanci precisi per offendere la difesa avversaria. Sì, come diceva giustamente il delegato, l'uomo in più a centrocampo ha portato superiorità numerica, ha portato equilibrio nelle due fasi d'attacco e di difesa, ha dato più sicurezza alla difesa e ha dato la possibilità finalmente alla Regina di recuperare le seconde palle, perché nelle partite precedenti era molto deficitaria in questo. Indubbiamente questo è stato un incontro che non ha niente a che vedere con questa categoria, squadre blasonate che meritano altri palcoscenici. Il Drago finalmente riesce a fare un'ottima partita, perché dal mercato di gennaio è stato cambiato allenatore, giocatori nuovi, nuovo metodo di allenamento, nuovo metodo di preparazione, quindi è normale che siano state delle difficoltà, però è sulla strada buona e penso che sarà la volta buona per questa Regina per iniziare a ritornare dove merita. Gianni Latella, però c'è anche un aspetto, ripeto, tu eri presente allo stadio, c'è anche un aspetto fisico che è cambiato, no? Drago ha avuto sicuramente la possibilità di lavorare sotto l'aspetto atletico, ha avuto 2 settimane insomma, per portare la squadra ad uno standard accettabile, in campo si è visto, e poi è cambiato anche tra l'altro il preparatore atletico, quindi i risultati in campo si sono visti nettamente. Sì, questo anche perché chi è stato acquistato non giocava. Strambelli, Bellomo non è che avessero giocato tanto, questo ha permesso anche di conoscere bene l'ambiente, ma credo con l'esperienza e con la capacità che sono tante di mister Drago, penso che sia sotto l'aspetto atletico ma anche quello tecnico e tattico la squadra avrà grandi sviluppi e soprattutto darà grande soddisfazione, e ne sono convinto, all'ambiente reggino. I presupposti ci sono tutti, c'è il ritorno anche a Sant'Agata, la squadra si può allenare nella sua casa, nel suo ambiente, mentre prima aveva la difficoltà anche degli allenamenti, anche il terreno di gioco è in perfette condizioni, grazie anche all'intervento da parte della società.
I tifosi sono tantissimi, numerosi, 10.000 persone, 10.000 spettatori a vedersi una partita di Serie C sono tanti, forse nemmeno in Serie A si raggiungono questi numeri. Mi auguro e penso e ne sono convinto che la città metropolitana di Reggio Calabria parteciperà in massa nelle ultime partite. Ecco Gianni, però una domanda te la devo fare che esula un po' dall'aspetto tecnico, no? Del calcio giocato. Insomma, sappiamo che la città di Reggio ha tante problematiche e voi state lavorando, insomma, per risolverle, però quanto è stato forte il sentimento della paura di dover subire un ennesimo fallimento e di dover perdere quello che è un patrimonio inestimabile per la città, no? la Regina. Ecco, ci si è andato davvero vicino e poi si è materializzato Luca Gallo. Guarda, insomma, raccontami il tuo sentimento, diciamo, in quel contesto. In quel contesto, diciamo che la città ha avuto molte volte delle problematiche importanti, dal terremoto e poi si è rialzata. Tantissime cose, è stato un momento anche di fortuna che la città meritava, nel senso si è arrivato nel punto più drammatico della possibilità che la società scomparisse a quella di avere un imprenditore importante che ha sposato subito la causa della Regina e che si è innamorato della città, un imprenditore che tutti noi sognavamo, che investisse nella squadra, che investisse anche nelle strutture sportive. Noi non possiamo che ringraziare il Presidente Gallo di aver voluto investire a Reggio Calabria, aver voluto investire nella Regina, e questo ci dà una grande occasione, anche perché la Regina, il calcio in se stesso, è un simbolo della città positiva della nostra Calabria. Per tanto tempo Reggio Calabria e la Regina è stata in Serie A ed era il simbolo del Mezzogiorno d'Italia, perché in quel periodo nemmeno anche il Napoli era in categoria inferiore, in Serie B e in Serie C. E la Regina rappresentava il Mezzogiorno d'Italia nel mondo calcistico che conta. E questo sicuramente ha inciso nella scelta, poi lo vedremo, di Luca Gallo di legarsi al club Amaranto. Attilio, però, per voler fare un po' il punto della situazione in Serie C, no? La Regina reduce da una importante vittoria contro il Catania. Per però centrare il posizionamento nella griglia playoff servirà certamente da qui al termine del campionato un costante rendimento e soprattutto servirà una condizione atletica importante. Quella fatta registrare appunto domenica contro il Catania è un buon segnale. Può davvero essere la Regina la mina vagante se dovesse centrare i playoff? No. Lo diceva bene l'assessore allo sport, il delegato allo sport Gianni Latella. La Regina si è attrezzata per essere e per recitare proprio il ruolo apposito di mina vagante. Si è risvegliata improvvisamente dal torpore, sfoderando una prestazione degna degli investimenti del presidente Luca Gallo. Il presidente e l'attuale management si aspettavano esattamente questo, si aspettavano una Regina padrona del campo, si aspettavano dei calciatori che potevano da subito rendersi partecipe di un progetto tattico poi finalizzato poi ad un progetto sportivo molto ben più ampio, ma non è una sorpresa, è chiaro che serve un po' di tempo, un pizzico di pazienza, anche se è chiaro che il pubblico di Reggio Calabria di pazienza ne ha avuta fin troppa per tutto quello che gli è successo. Meritava un imprenditore come Luca Gallo, lo stiamo sostenendo ormai da diverse settimane, ci sono tutte le credenziali realmente per potersi imporre e ritornare ad essere una grande protagonista nel panorama italiano. I risultati sportivi arriveranno senza dubbio, anche perché la bontà del lavoro, come abbiamo sempre detto dal nostro modesto punto di vista, è sotto gli occhi di tutti, mentre ritornando al Catania è una sfida che effettivamente ridimensiona leggermente le ambizioni del Catania. Devo fare mia colpa anche perché la settimana scorsa mi sono anche soffermato su un Catania con un'atmosfera diversa, con un presidente Polvirenti che si era riavvicinato, l'ambiente che si era ricompattato alla squadra, ma evidentemente
tutti i nodi non sono venuti realmente al pettine, perché un Catania impresentabile sostanzialmente a Reggio Calabria, ancora una volta con una Reggina padrona del campo e che ha meritato effettivamente il 3-0. Mister Guardia, spesso insomma, il filo sottile che attraversa i meriti di chi vince rispetto ai demeriti di chi perde è sempre sottile. In questo caso però, per stessa ammissione dei tesserati del Catania, la Reggina ha annichilito di fatto il club etneo, aggredendoli alti dal punto di vista tattico, non lasciandoli giocare per come Novellino aveva preparato il match, no? Abbassandosi, cercando di trovare gli spazi per le ripartenze e con l'aggressività palesata in campo dagli uomini di Massimo Drago, evidentemente questo atteggiamento tattico è venuto meno. Sì, come dicevamo prima, basta poco per cambiare una partita o per dare motivazioni. La Reggina è affamata di risultati, quindi ci teneva a fare un'ottima prestazione. Il Catania veniva da una bella prestazione, però ancora in fase di intermittenza. La Reggina ha vinto la partita, come dicevamo prima, a centrocampo. Lì è riuscita a fare uomo contro uomo, a creare superiorità numerica, e quando il centrocampo è il punto nevralgico del calcio, quando riesci a fermarli lì i giocatori a ripartire, anche la difesa soffre di meno ed è più difficile per l'avversario riuscire ad andare nella metà del campo avversaria. Per completezza di informazione, Attilio, insomma, il Monza è in finale di Coppa Italia di Serie C, aggiungiamo un po' una postilla, no? Perché potrebbe liberarsi anche un 11° posto nel girone C, no? Vogliamo spiegarlo come? Effettivamente, ma tra l'altro una nota a margine, ma non tanto, eventualmente anche per la corsa playoff che coinvolgerà, ci auguriamo, le squadre calabresi. Il Monza è molto vicino a Raffaele Palladino per l'attacco, un altro colpo che il Monza vuole regalare a Cristian Brocchi, ma come giustamente dicevi tu, un 11° posto che potrebbe liberarsi e a questo punto potrebbe dar spazio, magari chissà, ai sogni improvvisi di qualche formazione calabrese, ci auguriamo. E a proposito di formazioni calabresi, Attilio, Catanzaro torna alla vittoria, lo fa in casa al Ceravolo, ritrovando anche Andrea Bianchimano, decisivo tra l'altro nell'occasione dell'espulsione, anche se lì davvero è scattata l'ira del club siciliano, perché insomma fino a quel momento la gara viaggiava su un binario di grande equilibrio spezzato appunto da questo episodio, dubbio tra l'altro, perché insomma il fallo è un po' a metà, no? Insomma, marcare Bianchimano non è certo impresa semplice per la stazza, per la capacità di saper far reparto da solo, però lì se la regia di Enzo Leonetti ci aiuta è davvero un episodio molto dubbio che ha, ripeto, scatenato l'ira del direttore sportivo della Sicula, che non le ha certo mandate a dire durante la conferenza stampa del post gara. Un'interpretazione ambigua per quanto concerne direttamente quell'episodio, ma è un Catanzaro che non ha approcciato forse nel migliore dei modi la gara contro la Sicula Leonzio, poi è venuto fuori pian piano, ha meritato secondo me poi alla fine, per quanto visto nei 90 minuti, il 3-0, anche qui un risultato netto però che rispecchia e fa capire quanto il Catanzaro effettivamente abbia la possibilità di crescere. Le 3 sconfitte consecutive avevano un po' ridimensionato i piani, ma in realtà in cuor suo io penso che lo stesso Gaetano Oteri era consapevole ed è sempre stato conscio del materiale umano che ha a disposizione. Il Catanzaro probabilmente ha ritrovato Bianchimano, come dicevi tu, ma ha anche ritrovato un Fischneiler in grande condizione. Probabilmente negli 11 l'unica nota stonata è Statella, che molto spesso è andata in difficoltà su quell'out con Squillace, però tutto sommato è una prova che può far ben sperare per il futuro. Mentre salutavamo in diretta il passaggio del direttore di Teleuropa Network, Attilio Sabato, che salutavamo in diretta rischiando addirittura di andare a Striscia la Notizia, non è il caso
caso, caro delegato Gianni Latella, visto che anche, insomma, anche il Comune di Reggio purtroppo suo malgrado è stato vittima della presenza proprio ieri di Striscia la Notizia. Lo salutiamo, il direttore Sabato, perché insomma proprio ieri ha presentato la sua nuova creazione, il suo nuovo libro, dunque lo salutiamo affettuosamente. Liscia la notizia stavolta. Liscia la notizia, come l'ha definita il tuo sindaco? Il sindaco, anche perché ha fatto un qualcosa di non vero, non reale, un servizio non reale sulla città di Reggio Calabria, e questo la dice lunga sul pregiudizio che hanno molte volte i mass media nazionali nei confronti delle città calabresi o meridionali, nel non essere molte volte veritieri nei servizi che vengono realizzati. Mi auguro che, come ha chiesto il sindaco, che Striscia la Notizia possa dare l'opportunità al sindaco di replica e di poter ribadire qual è la verità dei fatti. Assolutamente. Mister Guardia, parlavamo di Catanzaro, a tuo giudizio la società giallorossa, il club giallorosso può rischiare, insomma, dal punto di vista della concentrazione, dal punto di vista emotivo, l'avvicinamento ai playoff, questa fase un po' intermedia, interlocutoria, può nuocere al club giallorosso, visto insomma la prestazione di domenica contro la Sicula? No, però insomma il rischio è dietro l'angolo. Sì, ma penso che non sarà un problema. Queste 3 sconfitte sono arrivate, secondo me, dopo un lungo inseguimento che hanno fatto per cercare di raggiungere la testa della classifica, e quindi è stato più un appagamento mentale, che hanno fatto sì che giocassero male 3 partite, e Imbazzi è tornato subito al risultato con un'ottima prestazione. Anzi, ormai essendo sicuri dei playoff, penso che il Cosenza, come ha insegnato il Cosenza l'anno scorso, si possano preparare a disputare nel migliore dei modi questi playoff, anche perché la squadra c'è e può fare con un po' di fortuna il salto di qualità, perché poi come sono strutturati adesso i playoff, la fortuna non guasta mai. E sicuramente la fortuna è una componente essenziale. Poi c'è, Attilio, lo strepitoso punto conquistato dalla formazione di Nevi Orlandi, la vibonese, che di prepotenza va a strappare un pareggio in un campo difficilissimo, in questo momento una Viterbese lanciatissima verso la rimonta nel posizionamento playoff, 2 volte sotto, 2 volte è andata a recuperare con il pareggio poi firmato da Kenneth Obodo, il capitano dei rossoblù, su calcio di rigore, e dunque un punto che certifica e testimonia come la vibonese sia forse la squadra più continua sotto il profilo del rendimento e dei risultati, e che meriterebbe ampiamente l'ingresso nei playoff. Abbiamo titolato, proprio grazie all'ausilio della nostra regia guidata da Enzo Leonetti, un pari playoff, uno di quei pari che poi valgono esattamente 3 punti per come arriva, per come si sviluppa e come si materializza anche un approccio, come giustamente dicevi tu, di una squadra di un'altra categoria, parliamoci chiaro, anche perché la continuità, la consapevolezza, la forza di andarsi a prendere il pareggio fino alla fine è comunque segno che questa vibonese creda realmente non più in un sogno ma in un obiettivo playoff. I playoff aritmeticamente sono sempre più vicini, è chiaro che non bisogna distrarsi, tra l'altro contro una formazione che anche contro la vibonese stessa ha dimostrato di avere tante armi, tante frecce nel proprio arco, anche qui un punto che galvanizza e da cui si deve e si può necessariamente ripartire. Mister Guardia, la vibonese che l'hai affrontata appunto 2 settimane fa, proprio al Luigi Razza, che impressione hai avuto della formazione di Nevi Orlandi, anche se lì insomma la tua formazione, quella di Ciccio Modesto del Rende, aveva dimostrato, come in quasi tutte le partite, un gioco importante, un gioco di qualità? No, la Vibonese è una squadra cinica, pragmatica, ha elementi di categoria, alcune volte a discapito del bel gioco è una squadra molto concreta che cerca di portare a casa
il risultato, che può essere la vittoria o il pareggio. Noi quando l'abbiamo affrontata noi, loro hanno fatto un tiro in porta su una nostra disattenzione e hanno fatto gol, perché cioè, è difficile poi, come dice mister Modesto, andare a spiegare le sconfitte dopo che si attua il miglior gioco della categoria, perché si può chiedere a chiunque allenatore avversario abbia incontrato la Regina, che dirà che è sotto gli occhi di tutti il gioco spettacolare che fa questo Rende. Io ho avuto possibilità sia di vederlo dalla tribuna, di vederlo dalla televisione, ma di vederlo anche adesso in panchina e di frequentare lo spogliatoio. Mister Modesto, cioè, sta facendo cose straordinarie, come le stanno facendo i ragazzi che ci tengono e danno l'anima per il mister e per questa società. Ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, però non cambiate canale perché al rientro parleremo di Rende Cavese, poi ovviamente ci proietteremo nel prossimo turno di Serie B e poi ancora con il delegato allo sport della città di Reggio Calabria, Gianni Latella, parleremo di Oreste Granillo, parleremo di un importante restyling che il presidente Luca Gallo vorrà fare da qui a breve attraverso il credito sportivo di Abodi. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci nuovamente a tempi supplementari, dicevamo del pareggio del Rende, pareggio beffa per gli uomini di Ciccio Modesto, in vantaggio addirittura di 3 gol e che dopo sul 3-1 hanno anche l'opportunità di andare a chiudere definitivamente il match con il calcio di rigore, che però è stato sbagliato e avrebbe portato i biancorossi sul 4-1 chiudendo di fatto il match, e invece così non è stato. Il ritorno poi della Cavese con un infortunio dell'estremo difensore che ha di fatto poi aperto i giochi alla rimonta della Cavese. Mister Guardia, cosa è successo? Lei che era insomma sul terreno di gioco, che era in panchina insieme vicino a Ciccio Modesto, come avviene una rimonta del genere? Come si subisce una rimonta del genere? Si subisce sotto il profilo dell'aver staccato un po' la spina sul 3-0 pensando di aver chiuso la partita? Ma le motivazioni possono essere tante e nulla, ripeto, la squadra ha fatto cioè una prova di gioco straordinaria, ha messo sotto l'avversario, poteva fare il quinto, il sesto gol. Poi naturalmente alcuni errori di ingenuità si pagano, anche perché è una squadra giovane e ha bisogno anche di maturare. Però ripeto, Modesto secondo me non ha niente da rammaricarsi, perché è in linea con i programmi della società, salvezza, mettere in mostra più giovani possibile e li sta facendo. Certo, come dice lui, è difficile poi spiegare perché non vede la partita questi risultati che non arrivano, però cioè non perché mi trovo a Rende, faccio parte del Rende, ma io quando sono innamorato della squadra di Modesto stesso, ma per la serietà, per la professionalità che ha questo allenatore e per i ragazzi, perché li vedo che danno l'anima per il proprio allenatore e per questa società, quindi non hanno niente da rimproverarsi secondo me. Tra l'altro annuiva proprio Gianni Latella quando diceva che il mister Guardia Rende ha sempre espresso un gioco di altissimo livello, anche al Granillo, mese sotto nel primo tempo la Regina con un gioco straordinario. Ha giocato bene, con belle trame, credo che Modesto sta facendo grandi cose a Rende. Mi auguro che Rende possa anche centrare l'obiettivo dei playoff, se lo merita per il campionato che ha fatto e per i tanti giovani che il Rende ha fatto giocare in questo campionato. Credo che Modesto merita la possibilità di poter trovare squadre di categorie superiori a poter allenare in Serie B e mi auguro anche in Serie A, perché è un ragazzo serio, preparato e che ha, a mio avviso, grande chance per arrivare nel calcio che conta.
Attilio, però rimane il fatto purtroppo che insomma, il risultato non è arrivato, magari questa vittoria avrebbe dato grande morale agli uomini di Ciccio Modesto, che nel finale magari avrebbero, come dire, dal punto di vista psicologico affrontato il finale di campionato con più tranquillità. Magari adesso lo faranno ugualmente, però insomma, c'è un po' più di pressione rispetto al risultato che non arriva, quello pieno. C'è un po' di pressione, un rende in versione Dr. Jekyll e Mr. Hyde, diceva benissimo il mister Raffaele Guardia. Una prima parte di gara, rende assoluto padrone del campo, avrebbe potuto anche infierire e fare addirittura più male alla Cavese, ma da contraltare la prova della Cavese è stata una prova importante. Un'altra prestazione che fa capire come la serietà del lavoro poi alla fine paga. La Cavese è un'altra grande sorpresa di questo campione di Serie C, con un budget veramente anche abbastanza ridicolo, si trova alle soglie dei playoff, a testimoniare della serietà della dirigenza, del presidente Santoriello e anche del grande lavoro di mister Giacomo Modica e il suo staff. Giacomo Modica tra l'altro è uno dei tecnici maggiormente richiesti sul mercato e potrebbero esserci scenari futuri davvero importanti, però ritornando sul rende, provando a trovare la nota lieta, è finalmente tornato al gol un Michael Negro in condizione fisica, un Michael Negro che ci auguriamo anche qui possa essere il 12° uomo in campo, se non addirittura il 10, che a rende forse è mancato in questa stagione e che probabilmente ha trovato. Chiudiamo il capitolo legato al turno della settimana scorsa, Attilio, proprio con un punto in generale sul girone C, che ha visto insomma la Juve Stabia che spesso andava a vincere le partite al 94esimo, 95esimo, invece viene rimontata incredibilmente al photo finish, pareggio che potrebbe pesare nell'economia del primo posto, qualora il Trapani però iniziasse davvero a centrare un filotto importante. Assolutamente sì, i Rieti di Eziolino Capuano che conferma qualora ce ne fosse bisogno anche qui i suoi progressi dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista della condizione fisica e anche di approcciarsi senza paura ad un avversario nettamente più forte sulla carta. Il successo del Siracusa per 3-0 che non fa notizia ovviamente contro il Matera, e dall'altra parte l'1-1 nel derby pugliese tra Monopoli e Virtus Francavilla. È un girone che a mio avviso ha ancora tanto da poter offrire, soprattutto in ottica playoff per le formazioni calabresi. Ognuna a suo modo ha una sua storia e qualcosa ancora da dire. La Regina, che sta prendendo una rincorsa bella lunga per poi potersi catapultare da protagonista ai playoff, anche lo stesso... Dobbiamo sempre sottolineare che la Regina ha 8 punti di penalizzazione. Assolutamente, se no fosse... è quello assolutamente un bel groppone. Mi auguro... È un bel groppone, poi ovviamente affronteremo anche il tema. Poi sul Catanzaro, lo abbiamo detto anche con il mister Guardia precedentemente quando è stato ospite, è una formazione che può mettere in difficoltà qualunque squadra, e la stessa Vibonese ha le armi per poter mettere in difficoltà chiunque, quindi è un girone C che può ancora offrire tanto, e lo racconteremo ovviamente anche a tempi supplementari. E allora, per chiudere il cerchio rispetto alla Serie C, ci proiettiamo al prossimo turno che ormai è dietro l'angolo. Mister Guardia, il Rende andrà a far visita alla Casertana, che ha appena cambiato allenatore, Sandro Pocesci, che tra l'altro conosci molto bene per aver fatto il master insieme a lui. Questo cambio, a tuo avviso, darà quella scossa necessaria al club campano per aumentare come obiettivo la posizione nella griglia playoff? Darà sicuramente una scossa. Lo stesso è successo all'andata, quando la settimana prima di affrontare noi cambiò allenatore e siamo stati sconfitti perché ha dato stimoli nuovi. Certo, i Rende troverà un ambiente caldo, un ambiente carico, un allenatore che ha avuto meno di una settimana per lavorare, ma penso che proporrà le sue idee, il suo 3-3-1-3 che è il suo cavallo di battaglia, un allenatore che sa caricare la squadra, però il Rende, a prescindere in casa, fuori casa, cambia allenatore, come dicevo prima, non ha niente da temere perché gioca sempre allo stesso modo, va in campo per vincere dal primo secondo all'ultimo. Mi permetto di rubare un secondo solo per ringraziare il presidente Coscarella, il direttore Ciardullo, nonché mister Modesto per avermi dato e premiato
facendomi disputare queste 2 partite in banchina con la squadra. Emozione straordinaria, emozione straordinaria per Mister Guardia. Abbiamo portato bene a Mister Guardia allora, insomma, tempi supplementari, ma anche fair play in football, fair play, cioè, insomma, Mister Guardia lo abbiamo preso per mano e fortunatamente dal punto di vista della fortuna siamo stati, insomma, un buon talismano per lui. Chiudiamo il capitolo legato al prossimo turno, Attilio, con Cavese Catanzaro. Parlavi bene della Cavese, quindi impegno probante per gli uomini di Auteri. Poi ci sarà il match della Vibonese che farà visita, aiutami Attilio. Farà visita comunque ad un avversario molto difficile, ad un avversario tra virgolette anche abbastanza scontato come la Paganese, ma accennavi prima all'impegno contro la Cavese. La Cavese è una squadra che gioca un bel calcio, sarà una sfida secondo me spettacolare anche perché sono 2 tecnici, dall'altra parte Giacomo Modica, fedelissimo di Zdenek Zeman, profeta del 4-3-3, dall'altra parte comunque un Catanzaro con Gaetano Teri che è sempre espresso comunque un buon gioco anche in questo campionato, mentre su Sandro Pocesci si è presentata la grandissima, sostenendo di avere più esperienza addirittura di Roberto Mancini e Luciano Spalletti, e ha dichiarato di voler far giocare Floro Flores fino a 70 anni, quindi uno che sa come far parlare di sé, ma con la Ternana ricordiamo che ha sempre sfoderato un bel calcio, quindi chissà che la sua Casertana non possa regalarci qualche gioia, non dico dal punto di vista del risultato, ma sicuramente dal punto di vista del gioco e dei titoli. Attenzione alla Paganese, perché insomma la Vibonese non dovrà sottovalutare questo impegno, perché la Paganese delle ultime settimane è difficile da affrontare, non è la Paganese del girone d'andata, è una Paganese che riesce a mettere in difficoltà gli avversari, quindi non dovrà assolutamente sottovalutare l'impegno, ma su questo lavorerà sicuramente il tecnico esperto Nevio Orlandi. Chiudiamo invece, Gianni Latella, con l'impegno degli Amaranto a Rieti, una gara difficile perché il Rieti, allenata da Eziolino Capuano, sta mettendo sotto parecchie formazioni, ha già battuto il Catanzaro in casa, insomma è una squadra difficile da affrontare. Però c'è da bissare questa vittoria col Catania per dare continuità e soprattutto vitalità alla classifica. Io l'ho vista giocare a Reggio e ha disputato un'ottima partita, anche se poi all'ultimo minuto la Regina ha recuperato 2 gol di scarto e è riuscita a vincere proprio all'ultimo secondo grazie al gol di Ungaro. Una squadra che era ben messa in campo, che poteva in quella domenica poteva benissimo dilagare. Poi la Regina ha avuto 25 minuti di, come dire, in quella partita è rinata, cioè dire, con quella vittoria poi ha fatto diverse vittorie di file con l'Atletico Leonzio, con la Casertana, con la Vibonese, e si è riportata nuovamente nelle posizioni alte della classifica. Mi auguro che domenica la Regina possa bissare una nuova vittoria e possa iniziare la scalata per i playoff. Questo magari, me lo auguro. Magari sulla scia del Cosenza dello scorso anno. Sulla scia del Cosenza dello scorso anno. E quindi approfitto, insomma, per il trade union con quello che è il campionato cadetto. Attilio, che ha riposato, ha ricaricato le batterie, sia il Cosenza che il Crotone. E però sabato c'è un match davvero affascinante, ritorna una classica del sud, Cosenza-Palermo, tra l'altro so che i tifosi rosanero si stanno organizzando in tanti per raggiungere il San Vito Marulla sabato pomeriggio, sarà un match davvero importante per gli uomini di Braglia, che dovranno cercare di trovare un risultato pieno che dia loro tranquillità, che dia loro la certificazione della partecipazione al prossimo campionato cadetto. Assolutamente, il Palermo gioca su 3 tavoli completamente diversi e opposti. Da una parte Rino Foschi sta cercando di vendere la società, è pronto tra l'altro un patto Serie A, un bonus promozione qualora il Palermo dovesse poi ottenere la promozione, per cementificare ulteriormente il gruppo. Dal punto di vista del campo il Palermo ha perso un giocatore fondamentale fin qui, che è Ivailo Ciocev, che ha riportato una lesione del tendine, la frattura della rotula, e ne avrà fino a fine del campionato. Il Palermo che si ripresenterà contro il Cosenza con tanti nazionali,
quindi il Palermo dovrà per forza di cose giostrare, ma ha l'ampiezza del rosa per poter far fronte a queste assenze, a questi piccoli problemini dettati dalla sosta per le nazionali, però il Cosenza ha dimostrato anche contro il Brescia di non dover temere praticamente nessuno, per approccio, per intensità, e anche spinto dal grande pubblico del Marulla, che accorrerà sicuramente in massa a tifare per i propri beniamini. Al Cosenza servono quei 3 punti per la tranquillità. Abbiamo sempre spiegato che, almeno dal mio modesto punto di vista, il Cosenza non ha mai comunque rischiato di sprofondare nel baratro, a parte l'inizio del campionato. Il Cosenza è sempre stato continuo, ha poco a che vedere con la lotta alla salvezza. Anche qui un bel spettacolo contro una formazione che deve per forza di cose ottenere dei punti, anche perché vitale, come giustamente dicevi tu, è l'eventuale scatto in Serie A per proseguire la storia e la favola del Palermo. Mister Guardia, tatticamente tra l'altro Piero Braia potrebbe ritrovare nuovamente al centro del centrocampo Palmiero, un giocatore che si è rivelato davvero fondamentale nel gioco dei rossoblù. Con un Palmiero in più, recita la nostra grafica, il Cosenza si gode il suo gioiello. Certo che con Palmiero in campo il Cosenza riesce a essere più geometrico, riesce a essere più efficace nelle verticalizzazioni e può sicuramente sfruttare la qualità di Tutino, gli inserimenti di Tutino, ma gli inserimenti anche di Sciaudone. Quindi un'arma in più per Piero Braia in un match che è davvero difficile dal punto di vista tecnico. Sì, se riuscirà a rientrare in questo momento, cioè prima dell'infortunio era la luce del Cosenza, nel senso che è l'uomo che gioca con un tocco in meno, ti fa giocare la squadra in velocità, serve la palla sugli attaccanti e sugli esterni con i tempi giusti. E altrimenti, se non sarà dall'inizio, penso che il Cosenza riproporrà sicuramente il 3-5-2. Mentre va a affrontare un Palermo che secondo me, sia a livello numerico che a livello di nome, penso sia la squadra più forte della Serie B, anche se ha squalificato l'uruguaiano, che adesso mi sfugge il nome, quindi penso che anche loro a livello tattico porteranno delle modifiche. Sicuramente ritornerà di nuovo al 4-3-1-2, mettendo dietro le punte, giocando con 2 attaccanti, Nestorowski e Puška, perché dalle statistiche che ho visto il polacco che dovrebbe giocare dietro le punte è al secondo posto come numero di assist, quindi un problema in più per Braglia, che però sarà prendere sicuramente le contromosse contro questo Palermo, cioè una squadra molto forte. Gianni Latella, dopo le difficoltà iniziali del Cosenza di ambientamento al campionato, la formazione di Patron Guarascio è uscita prepotentemente col gioco, è uscita prepotentemente con le doti classiche del campionato cadetto, quella dell'aggressività, quella dell'intensità, e mettendo anche in difficoltà, come è avvenuto nel caso del Brescia, poi insomma è uscita lì fuori la qualità dei lombardi. Però il Cosenza ha dimostrato che può mettere in difficoltà chiunque. Che impressione ti ha fatto la formazione di Piero Braia fino al momento? Credo che come primo anno di Serie B sta facendo bene, sta recitando il ruolo penso la società si era proposta, quella della salvezza. Credo che Cosenza possa meritare qualcosa in più e possa meritare di arrivare in Serie A. Me lo auguro, anche perché ci sono tante aspettative da parte anche dei tifosi cosentini. Io questo anche da Reggino gli auguro di poter arrivare in Serie A. Ecco, qui esce fuori il buon amministratore che insomma cerca di mediare giustamente, ma il pubblico rossoblù sta dimostrando a Attilio davvero di essere il 12° uomo in campo anche contro il Palermo. Numeri straordinari, si prevedono oltre 13.000 spettatori, Cosenza che si attesta, se non erro, al 3° o al 4° posto per numeri di presenze, ma soprattutto per introito. Siamo oltre il €1.000.000 incassato dalla società Bruzia. È sicuramente un dato inequivocabile. Al di là però del dato economico, la spinta che riesce a dare il San Vito Marulla sarà determinante da qui alla fine. La nota più lieta è che sia in casa che in trasferta sostanzialmente cambia poco. Il pubblico è il 12° uomo in campo, non per retorica ma
per fatti concreti. Diceva bene il mister quando sosteneva che Palmiero effettivamente prima della sosta era la luce, il faro del Cosenza, forse l'unica vera fonte di gioco. Quello che si può recriminare secondo me da un punto di vista prettamente tattico, in termini sempre rimanendo alle statistiche, è l'impatto che l'attacco non sta dando sul Cosenza. Sia Maniero che Litteri in questo momento non stanno probabilmente recitando il ruolo che la società si aspettava, ma in questo senso sarà importante e fondamentale il supporto che la squadra darà per metterli nelle migliori condizioni per poter far male ad una difesa perforabile nonostante tutto come quella del Palermo. Brevemente mi dilungo un attimo sul Palermo. È chiaro che in condizioni di normalità il Palermo penso potesse avere anche qualcosa in più in termini di rosa sul Brescia, qualche punto per la situazione l'ha lasciato per strada, il Brescia giustamente ne ha approfittato, ma tra poco ne parleremo e ci arriveremo. Assolutamente, però c'è anche da dire e da rimarcare l'aspetto psicologico del club rosanero. Non sarà semplice, insomma, il fardello che ha alle spalle a cui facevi riferimento prima tu, senza ombra di dubbio incide su un aspetto poi in campo rispetto soprattutto alle trasferte, no? Dove il Palermo ha palesato qualche limite strutturale rispetto all'approccio, no? Approccio e concentrazione poi nell'arco dei 90 minuti, un po' come il Cosenza non è riuscito a reggere l'urto con il Brescia che è salito successivamente in cattedra, ne abbiamo parlato ampiamente. Non mi aspetto sinceramente la stessa partita, anche perché il Cosenza ha imparato nel corso di queste 29 giornate di Serie B di poter imparare dai propri errori, ma il Palermo è una formazione che ha dimostrato, così come il Brescia, di avere qualcosa in più rispetto alle altre in termini di continuità, anche per tutta la situazione che stiamo raccontando ormai da diverse settimane. Mi aspettavo qualcosa in più, allargando un po' il cerchio dal Benevento, 3 sconfitte consecutive, vedremo come si riapproccerà la squadra di Cristian Bucchi e l'Hellas Verona, che da quel punto di vista finalmente ha trovato una mezza costanza e con il gruppo che è con Fabio Grosso. Sicuramente Fabio Grosso che insomma, ha dalla sua una buona esperienza. Mister Guardia, però il campionato che ha detto è imprevedibile, soprattutto in questo momento nella zona legata alla promozione diretta, no? Dove si giocano in pochi punti, si giocano la Serie A tantissime squadre. Spesso abbiamo rimarcato come l'Hellas Verona, Sorniona, piano piano stia risalendo la china e ha dalla sua un'esperienza importante in questi campionati. Ma a tuo giudizio chi la spunterà poi alla fine per la promozione diretta? Guarda, allora il Torino e il Brescia hanno tutte le carte in regola per potersi... Palermo e Brescia. Palermo e Brescia hanno tutte le... pensavo a Millico del Torino, per l'uomo mercato, perché ne parlavamo fuori onda. Per poter salire, però come diciamo sempre è un campionato difficilissimo e bellissimo, perché fino alle ultime giornate penso che sarà lotta sia in alto che in basso. Certo non trascurerei questo Lecce che sa la sua, ecco. Dopo la roboante vittoria e gli schiaffoni posti all'Ascoli che pongono di fatto i salentini adesso a un solo punto dalla promozione diretta, e insomma i 2 punti persi a Crotone sicuramente a Lecce li rimpiangeranno forse a fine stagione, se non dovesse andare come ci si augura in casa salentina. No, fragoroso quel 7-0, ma che dà effettivamente la contezza di quanto il Lecce sia pronto anche per arrivare fino in fondo a questo campionato. Dobbiamo sempre ricordare che il Lecce è una neopromossa, che da Lecce si percepisce un'unità di intenti, una sana ambizione che poi fa la differenza, e la squadra ha sempre avuto il marchio impresso del suo allenatore Fabio Liverani. Ha avuto qualche incertezza nell'approccio alla partita, sembra essere finalmente guarita. Dopo l'1-0 contro il Foggia il Lecce secondo me ha anche acquisito la consapevolezza, ribadisco, di poterci credere fino alla fine. Assolutamente, sarà sicuramente una lotta estenuante fino all'ultima giornata, mai come quest'anno interessante, ma anche lo scorso anno, insomma, Frosinone e Palermo se le sono date di santa ragione fino all'ultimo. In tutti i tribunali. In tutti i tribunali. Cambiamo argomento, abbiamo detto di Cosenza Palermo, c'è anche però, Attilio, un interessantissimo Carpi Crotone
che chiama gli uomini assolutamente del padron Vrenna ad una impresa in terra emiliana, una vittoria che assolutamente necessita in casa pitagorica per uscire fuori da questa classifica che in questo momento deprime anche un po' l'ambiente. Impresa secondo me alla portata, anche se da aspettative del match dal punto di vista tattico ci si aspetta un Crotone anche abbastanza in difficoltà, che non potrà probabilmente esprimere il suo gioco abituale. Ostacolo Carpi, abbiamo titolato con l'ausilio sempre della nostra regia capitanata da Enzo Leonetti. Il Carpi è una formazione che fa della difesa il contropiede, il suo modus operandi ormai da diversi anni, e l'ho fatto prontamente anche in questa stagione. Venderà cara la pelle, anche perché sbagliare non è più permesso. Anche se ultimamente il Carpi subisce tantissimo. Subisce tantissimo, anche perché va in difficoltà quando si scopre tanto e poi deve riuscire a mantenere sempre un equilibrio, il filo della partita. Contro il Palermo è apparsa una formazione scollegata in tutti i reparti, una rarità per Fabrizio Castori, ma un'impresa secondo me alla portata anche per il Crotone stesso, anche se ribadisco secondo me quelle che sono le difficoltà nel non potersi esprimere in contropiede, dove il Crotone ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a quando deve imporre la partita. Gianni Latella, spesso abbiamo insomma usato un parallelo con la Regina del 2010-2011 con il Crotone di quest'anno, no? Le ambizioni di inizio stagione, dove l'obiettivo era il pronto ritorno in Serie A in quella Regina. Anche in questo Crotone l'obiettivo era quello di ritornare nella massima serie. E poi che cosa succede, Gianni? Succede che magari le ambizioni, la tipologia di calciatore non si adegua alla categoria, o che cosa? Diamo allora la linea alla pubblicità, poi ci risponderà l'assessore allo sport Gianni Latella sul perché del blackout del Crotone. Non cambiate canale, al rientro ancora tanto da farvi vedere e da parlare. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci nuovamente a tempi supplementari. Dicevamo, Gianni Latella, analogie con quella Regina che cercava di ritornare in Serie A e questo Crotone, insomma dicevamo, possono essere magari la tipologia di calciatore che non si adegua al campionato cadetto, o cosa secondo te? Mi auguro che non sia la stessa cosa, perché allora da quella situazione la Regina poi si salvò, però poi ha avuto grossissime difficoltà economiche, perché una volta che vai ad investire tanto per risalire nuovamente subito in Serie A, poi non riesci a centrare l'obiettivo, poi ti crei delle situazioni economiche che può creare grandi problematiche alla società. Io mi auguro che il Crotone si possa salvare e poi riprogrammare per poter ritornare in Serie A, anche perché per l'esperienza che ha tutto lo staff dirigenziale e tecnico il Crotone abbia le capacità di affrontare e risolvere questo deludente campionato con la salvezza, e per poi programmare un campionato di vertice il prossimo anno. La cosa nel calcio si deve stare sempre molto attenti, perché sbagliare può costare anche il fallimento delle società. Purtroppo la Regina ha pagato a caro prezzo quell'investimento non andato a buon fine, con il fallimento subito dopo, con la retrocessione in Lega Pro e col fallimento successivamente. Anche se poi quella Regina pagò l'anno successivo, come proprio dicevi tu, una scelta di cercare di fare un campionato attraverso i giovani con l'allenatore Azzori, perse la Serie A proprio nei playoff grazie a un Eurogol di Rigoni. Poi il calcio è fatto da episodi, che se la Regina non va dentro quel pallone di Rigoni, forse la Regina oggi sarebbe... Quella Regina poteva ancora essere in vita, però con i se e con i ma non si va da... Ma il calcio è anche fatto da episodi, capita anche a trovare il gol al 90esimo, però il problema è stare attenti negli investimenti, perché questo può creare grossissime
problemi economici e il fallimento anche di società. Da questo punto di vista però il Crotone non ha pendenze con nessuno, tra l'altro pochi giorni fa è uscita un'indagine sui costi di gestione, sul bilancio delle società. Il Crotone sotto questo punto di vista è un'eccellenza calabrese e italiana, non ha pendenze, ribadisco, con nessuno, ma dopo il mercato di gennaio qualcosa è cambiato. Il Crotone con una nuova identità è riuscito a ricalarsi nuovamente nella parte, nella categoria, e anche i risultati adesso finalmente stanno arrivando. È un Crotone però, Attilio, che ha una soddisfazione, seppur effimera, però quella di vedere un suo calciatore valorizzato alla grande in Calabria, vederlo protagonista con la maglia numero 10 della nazionale, Federico Bernardeschi, che non solo protagonista in Champions con la Juve, ma anche con la nazionale, una grande soddisfazione per la città di Pitagora, no? C'è una lista enorme, probabilmente servirebbe domani per citarli tutti, i talenti passati dalla città pitagorica, da Bernardeschi a Florenzi, Ogbon, Mirante, Gastaldello, lo stesso Cataldi, Pettinari, Bidawi, Bernardeschi, probabilmente ne ho ripetuti qualcuno, ma sono, ribadisco, talmente tanti che probabilmente ce ne stiamo dimenticando. Questo conferma come il modello in realtà ha sempre funzionato. Quest'anno si è spenta brevemente la luce, ma la luce è stata riaccesa, probabilmente non con la stessa costanza di prima, ma raggiungere l'obiettivo sportivo, come diceva giustamente l'assessore, quest'anno diventa fondamentale per riprogrammare un futuro che possa vedere nuovamente il Crotone tornare alla sua identità, e anche già il mercato di gennaio lo ha ridimostrato, perché il Crotone si è accaparrato nella lotta del mercato i 3 talenti più lucenti del Gozzano, Messias e altri 2 talenti che poi saranno aggregati al Crotone dal prossimo ritiro. Vedremo cosa accadrà a Carpi, perché sarà sicuramente un passaggio chiave per il finale di campionato dei pitagorici. Chiudiamo però l'aspetto legato al calcio giocato, apriamo quello delle strutture. Come dicevamo, insomma, abbiamo la possibilità di avere e parlare soprattutto con il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria. Assessore allo sport, c'è però un progetto importante, quello dell'Oreste Granillo, che è la struttura principe della città di Reggio, una struttura nata grazie al papà Falcomatà, 28.000 spettatori, uno stadio straordinario che proprio grazie all'intervento adesso di Luca Gallo e soprattutto in sinergia con te e con il sindaco Giuseppe Falcomatà, c'è stato un incontro importante all'interno dell'Oreste Granillo con Abodi, presidente del Credito Sportivo. In breve, qual è il futuro del Granillo, Latella? La cosa importante è che si sono incontrate le idee dell'amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà e le idee anche del nuovo presidente Luca Gallo, che ha voluto strutturare tutta la società e che ha strutturato la società per poter ambire a categorie superiori, nel voler fare uno store della Regina, nel voler fare una sede importante al centro della città, sempre della Regina, e quello di voler fare una struttura, quella del Granillo, riqualificarla per essere utilizzata 7 giorni su 7. Questi sono gli obiettivi che sta portando avanti la Regina, ma che sono anche gli obiettivi dell'amministrazione Falcomatà. Su questo è la nostra idea, che la struttura, che il Granillo non possa essere utilizzato solo ogni 15 giorni, ma possa essere diventare un punto di riferimento della città come centro commerciale, centro sociale, ristoranti, anche per la posizione dove è ubicata. Su questo la Regina sta per presentare un progetto. Ci sono stati degli incontri con il Credito Sportivo, con Abodi, siamo stati a Roma, poi è venuta una delegazione anche con la presenza sempre di Abodi e di tecnici preposti alla costruzione di stadi. La cosa da sottolineare è che la struttura del Granillo, pur costruita 20 anni fa, è una struttura all'avanguardia, che può essere, come può rimanere, deve essere soltanto riqualificata, ristrutturata e renderla e portare all'interno i vari servizi e varie attività che possono essere
possono entrare all'interno della struttura. Ecco, per entrare però nello specifico, Gianni, lo stadio sarà totalmente coperto, avrà una copertura integrale, evidentemente si cercherà magari di chiudere gli angoli del granillo e di riempire, come dicevi tu, di contenuti lo stadio, facendolo insomma vivere come avviene in questo momento a Udine, come avviene in questo momento a Torino e come avviene a Frosinone, con degli skybox che servono anche per le aziende che vanno a prendere in fitto appunto queste strutture per portare i propri clienti all'interno del granillo, pranzare magari col servizio catering come avviene negli altri stadi, lavorando e gustando il pranzo e guardando la partita. Sì. Dicevo appunto che una legge del 2017 voluta da Luca Lotti, che permette alle società sportive di poter intervenire nella riqualificazione, nella ristrutturazione degli stadi, permette anche un finanziamento agevolato, e su questo c'è l'idea da parte del Presidente della Regina di portare un progetto che si sviluppa in un'area da riqualificare, anche perché come amministrazione metteremo a disposizione un'altra area antistante al granillo di quasi 30.000 metri quadrati. Nello specifico andiamo a riqualificare un'area importante nel cuore della città, c'è un intervento anche di una piscina di 5 milioni di euro, c'è anche l'intenzione di collegare l'area del granillo al nuovo lungomare che viene nella zona sud della città. Diciamo che in quell'area ci dovrà essere un intervento importante di riqualificazione ed essere un punto di riferimento per la città. Per la posizione in cui si trova il granillo credo che si può realizzare un progetto importante per la città. Insomma, si è passati da un momento di depressione sportiva legata ai risultati che non arrivavano sia in casa Regina che Viola, anche lì insomma la svolta positiva, ad un momento di esaltazione anche dal punto di vista strutturale. Importante anche il tuo impegno, non solo granillo e pentimele, ma anche tanto altro, no? In città si respira quest'aria ritrovata con un legame forte con il mondo dello sport. Guarda, la città di Reggio Calabria ha un patrimonio di strutture sportive importanti. Dal Granillo al Palacalafiore, che sono delle strutture come dire, di livello nazionale. Il Palacalafiore è uno dei più belli palazzetti italiani, dove in questi giorni si stanno svolgendo tantissimi concerti, o non solo sport, ma vorrei ricordare il Parco Caserta, come hai detto tu, il Circolo Polimeni, il Botteghelle, l'Interreggio, il Palascatolone, il Palacolor di Pellaro. La città ha tantissime strutture. Stiamo investendo importanti risorse economiche per la riqualificazione e rendere le strutture sportive sempre accoglienti e sicuri, perché fare sport in strutture idonee, in strutture accogliente è un fattore importante per chi fa sport, soprattutto per i ragazzi, e su questo l'amministrazione sta investendo importanti risorse economiche. Ti parlo del campo di Ciccarello, che è un'altra struttura storica della città, dal campo CONI, che tra breve sarà riutilizzato per attività agonistiche. Campo di Ciccarello che vedrà la luce quando? Io mi auguro da qui penso a giugno potrebbero terminare i lavori, già si è quasi al 90% dei lavori perché fatti. Chi è cresciuto nella città di Reggio Calabria ricorda benissimo questo campo, chi è cresciuto calcisticamente ha calcato per forza di cose il campo di Ciccarello. Ma lì diverse generazioni di ragazzi si sono formati a livello calcistico in quella struttura. Anch'io ho militato e ho fatto il settore giovanile, che era una delle poche strutture, pochi campi di calcio presenti in città. Pensa che la città di Reggio Calabria ha 18 campi di calcio, soltanto il Sant'Agata ha
6 campi, cioè il campo Ravagnese, il campo Appello, l'Albocale, ci sono diverse strutture importanti, e questo binomio tra il Sant'Agata, tra il Granillo, tra il Pianeta Viola, tra il Palacalafiore a un'altra struttura importante a Ravagnese si sta per riqualificare, dove dovrà nascere la casa della pallavolo, si sta riqualificando la palestra di Archi, altre strutture scolastiche, palestre scolastiche si stanno riqualificando. Si sta lavorando affinché possiamo dare ai nostri ragazzi, agli atleti, alle federazioni, alle società delle strutture idonee, qualificate per poter fare attività sportiva. E tutto, Attilio, nasce ovviamente dalla grande passione. Anche a Cosenza, tra l'altro, si è parlato di stadio, evidentemente anche qui il presidente Guarascio ha capito che è attraverso la patrimonialità dello stadio che passa la crescita e il passo successivo per obiettivi sempre più prestigiosi, e anche insomma il sindaco Occhiuto ha di fatto anche lanciato il progetto di uno stadio nuovo. Il famoso salto di qualità, ma mi viene da dire che non sempre poi alla fine le strutture vanno di pari passo con i risultati sportivi. È successo nel caso della Juventus, dove lo Juventus Stadium, dove l'Allianz Stadium attualmente ha dato qualcosa in più sotto tanti punti di vista. È successo con la Dacia Arena a Udine, ma non è successo con un impianto bellissimo come il Frosinone, che non riesce poi a far sì che i programmi societari poi con l'allestimento della squadra non vanno mai, guarda caso, di pari passo. Anche se lì c'è sicuramente un presidente che investe tantissimo, evidentemente, come dici tu, qualcosa non quadra, mister Guardia, perché se uno stadio così, che dovrebbe darti nuovi stimoli e sicuramente grande capacità di poter realizzare dei progetti importanti, poi il tutto passa attraverso i risultati sportivi. È normale, poi senza risultati sportivi diventa difficile, però l'importante è che ci siano le strutture, ben vengano le strutture, perché senza struttura sport e in questo senso Frosinone la piazza di Frosinone può stare in Serie A come può stare in Serie B, può fare anni in Serie A, può fare Spola, perché non possiamo paragonare Frosinone con la Juventus, con Udine, che ha una tradizione importante nel mondo del calcio. Ma è chiaro che quando poi fai il salto di qualità, non riuscire a gustare al massimo, poi come è successo nel caso del Crotone, che non ovviamente con i mezzi del Frosinone è riuscito anche a salvarsi, con i suoi mezzi è riuscito a regalare un'ulteriore stagione. È un mistero per il quale il Frosinone ogni qualvolta che arriva in Serie A non riesce mai ad allestire una formazione talmente competitiva, non quantomeno da salvarsi, ma quantomeno per lottare e per sperare di salvarsi fino alla fine. A proposito di strutture, dicevamo mister Guardia, anche a Rende il presidente Coscarella è sicuramente avanti da questo punto di vista. Casarende è sicuramente una grande risorsa per il settore giovanile, ma so che anche lì c'è un progetto più ampio che preveda, perché no, uno stadio, un salotto in una città che ha di fatto lanciato l'idea di stadio nuovo, no? Ma sicuramente penso che il presidente Coscarello riuscirà a rifare lo stadio, perché è un presidente lungimirante in queste cose, quindi sa come gestire sia le squadre di calcio, ma tutto quello che gira intorno al calcio, le strutture, le foresterie, tutt'altro. Gianni Latella, quanto è importante però nel lavoro che svolgi la passione per lo sport, la passione di chi arriva da questo mondo, no? Perché poi ricordiamolo, tu hai fatto anche un percorso da calciatore, seppur nel mondo dilettantistico, da allenatore, sfiorando anche la Serie D in uno spareggio con l'Alcamo dell'allora Bocapellaro. E soprattutto anche da dirigente, conosco bene l'ambiente sportivo, conosco le difficoltà che chi fa sport incontra giornalmente. E questo mi agevola anche a capire le problematiche che il mondo dello sport in generale in una città può avere.
questo mi agevola, però ci vuole pure un po' di passione, ci vuole sacrifici e determinazione, perché le difficoltà da amministrare sono notevoli, dalla burocrazia alle situazioni che si creano e nel ritardo anche nel mantenere e rispettare i tempi previsti. Molte volte la consegna di un lavoro viene ritardata, il bando viene ritardato, i pagamenti vengono ritardati e allora si dilatano i tempi. Il problema è che deve stare sul pezzo, deve stare ogni giorno a controllare e molte volte a passare anche le carte, ma questo lo facciamo con passione per amore della città, perché questo ci deve dare la possibilità, dobbiamo dare la possibilità ai giovani di poter rimanere nelle nostre città, di poter rimanere nella nostra Calabria, e questo lo si fa con determinazione e con passione. Con grandi sacrifici, perché fare l'amministratore soprattutto nelle città meridionali lo si fa con grandi sacrifici. Il tuo grande sogno da delegato allo sport della città metropolitana qual è? Quello di ovviamente vedere nascere più strutture possibili, ma anche vedere insomma la maggiore espressione su tutti gli sport, ritornare per esempio come l'anno 2000, no? L'anno 2000 è stato per Reggio Calabria un anno epico sotto il profilo dell'attenzione mediatica, no? Tutti in Serie A. Voglio sottolineare che un altro aspetto che sto portando avanti è quello di un web dedicato soltanto allo sport e soprattutto sulle strutture sportive, per avere una catalogazione degli impianti sportivi che sono presenti in città, e mi auguro che si possa realizzare il sogno di avere un Granillo a passo con i tempi, riqualificato, ristrutturato come punto di riferimento della città. Mi auguro che la Regina possa arrivare nuovamente in Serie A e che lo sport in Calabria possa avere un ruolo importante, sport, turismo, e che possa essere da traino anche a livello occupazionale, economico, perché c'è un indotto importante che lo sport può avere. Domenica scorsa in città c'erano diverse iniziative, diversi eventi sportivi, e hanno portato tantissime società, tantissimi ragazzi provenienti da tutte parti d'Italia a visitare Reggio, a fare sport a Reggio Calabria, a conoscere la nostra città, a conoscere la nostra terra, e questo può essere un veicolo anche di promozione del nostro territorio, che è qualcosa di meraviglioso, che molte volte noi non riusciamo a percepire quanto è bella la nostra città, la nostra città metropolitana e la nostra Calabria. Siamo davvero giunti ai titoli di coda e in conclusione ringrazio per la presenza qui a Cosenza, a Teleuropa Network, del delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria città metropolitana, Gianni Latella, per la sua presenza. Grazie per l'invito e per l'opportunità che mi avete dato per poter parlare di sport e di strutture sportive. Ci ritroveremo magari più avanti nel corso dei playoff? Con piacere. Grazie anche al tecnico delle giovanili del Rende, aggregato da poco anche alla prima squadra nello staff di Ciccio Modesto, Raffaele Guardia. Grazie a voi per l'invito e grazie alla famiglia Rende, all'addetto stampa Pirillo, che mi dà la possibilità ogni volta di essere presente con voi. E grazie anche ad Attilio Malena, che saluto e che ritroveremo ovviamente giovedì prossimo. Un grazie da parte mia, buonanotte, a giovedì prossimo, ciao. Appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 21, Teleuropa Network, canale 10 in Calabria e Sicilia orientale. Buona serata! A volte sono peggio di una iena, se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera, l'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna
donna portante, la donna importante che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti. Ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme, con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è delle parole, le rime un campione. La prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Ehi ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei,